Buongiorno amici del canale, il video di oggi parte in una maniera un po' diversa dal solito, infatti siamo qui nel mio studio dove io lavoro e non nella location del video Urbex che state per vedere. Questo per una serie di motivi, il primo dei quali è dato dalla camera che usavamo per registrare i video fino a un paio di mesi fa, che ci ha mollato col microfono. Il video che state per vedere è stato in realtà girato parecchi mesi fa, se ben ricordo siamo verso la fine dell'estate scorsa. Io ho avuto modo di mettere mano ai file solo l'altro ieri e quindi mi sono resa conto solo adesso di questo problema di microfono. Quindi la parte iniziale è andata completamente perso tutto l'audio e invece nella durata del video stesso sentirete un po' l'audio basso, ma ho cercato di fare il meglio possibile. In realtà sentirete anche l'audio basso perché eravamo in una situazione in cui dovevamo parlare veramente molto a bassa voce, perché il centro commerciale che vedrete nel video si trova esattamente al centro della città e nonostante fosse una domenica appunto di verso fine estate c'era parecchio passaggio di gente all'esterno e quindi avevamo paura di essere sentiti e quindi dovevamo veramente parlare molto a bassa voce. Approfitto di questa breve chiacchierata con voi per specificare un'altra cosa. Appunto il video che state per vedere è stato girato parecchi mesi fa. Noi siamo andati, abbiamo trovato ovviamente tutto aperto, siamo tornati poi una settimana dopo per completare, aggiungere delle foto che non ero riuscita a fare nella prima occasione e appunto dopo una settimana abbiamo trovato tutto chiuso, porte sigillate, accessi sbarrati e tutto chiuso. Specifico questa cosa perché in caso qualcuno di voi riconosca il posto sia chiaro che noi siamo entrati quando era ancora tutto aperto. Noi proprio abbiamo trovato una porta spalancata. Adesso quando siamo tornati la seconda volta era appunto tutto sigillato con anche i cartelli della sicurezza, della vigilanza, quindi in quel caso noi ci siamo girati e siamo tornati a casa. Come al solito noi non forziamo niente, non rompiamo niente, non rubiamo niente e ancora di più in questo caso, ripeto, se qualcuno riconoscesse il posto sa che noi siamo entrati quando era ancora tutto aperto. Ad oggi non so la situazione, se sia aperto o se sia chiuso, ma questo è quello che riguarda il video che state per vedere. Bene, vi lascio al video. Spero che vi piaccia, in questo caso lasciate un like, iscrivetevi al canale come sempre, lasciatemi anche un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Buona visione! Sì. Vabbè, proviamo ad andare avanti. Allarga la Bibbia. Sì. Ma se la tiri su, viene su, sai. Sì.
No, forse il vizio. Supermercato. No, è chiuso, c'è un muro. Sì. Sarà un altro paretto. Perché non sono tanto pratica questo com'ecco. Cos'è? Il caffè? Ah, il bar. Selezione bevande. Eh sì, perché c'era il bar, eccolo qua. Eh sì. Pazzesco. Ci sono proprio le macchine che passano. Scale mobili. Avanzati mobili. Pare che lì dietro c'è la strada, ogni tanto passa qualcuno a piedi. Se si vede qualcuno passare. Fermaci solo che passa dall'altra parte della strada. Fuoristeriosi. Hai detto i vetri. Che roba, ci sono gente. Aspetta che devo prendere i vetri.
favorisce la funzione calatococa, non so che cacchio. Scatole nel 2018 costava 15,50. Cioè, ma sono un po' appiccicate, ma è nuovo, sì, non so se si vede. Poi abbiamo, aspetta, può essere utile in caso di stanchezza fisica, però è scaduto nel 2016. Poi aspetta, questo è per il gonfiore le tensioni addominali. Conosci qualcuno a cui possa dire? Sì. Scade 2013. C'era tipo un rossetto, un burro cacao, non lo so cosa sia. L'erbolario, sono le cose che ti regalano. 10, 20, non so se sia la scadenza. Aspetta. Al purpurri. Aspetta, fermo. Si scade nel 2015, peccato. C'è di tutto. Qua c'è l'unico negozio. Hanno lasciato praticamente, guarda. Il purpurri. Sì, hanno lasciato tutto. Sì. C'è i vasetti di creme, guarda. È tutto pieno di questa roba qua, non so che cosa citare prima della rosa. Mix vitalità. Questi sono i pacchetti. Sì. Questo è vuoto. C'è di tutto, c'è. Stai attento per farci, non ho lasciato tutto lo sciroppo. Video, telefono, telecom. Madonna, fa un caldo qua dentro, non so, mi sono presa. Allora siamo un po' più tranquilli perché non abbiamo incrociato i ragazzi di cui avevamo sentito le voci all'inizio. Sono 3 ragazzi che sono anche loro così in esplorazione, quindi sono più tranquilli. Ci hanno effettivamente confermato che loro, essendo della zona, conoscono il posto, che ci sono dei senza tetto che vivono qua, ma vengono di solito la sera, quindi sono un pochino più tranquilli. Comunque nel frattempo abbiamo girato praticamente tutto, adesso i ragazzi ci hanno spiegato come entrare nel supermercato, non c'è niente chiaramente, però sono i banchi frigo eccetera, qualche foto carina viene fuori. Bene. Andiamo a vederli e poi abbiamo finito praticamente. Buongiorno. Vuole la tessera fedeltà? Lei mi dà la tessera fedeltà. Le do la tessera, le do la tessera fedeltà? Ok, grazie. Prego. 5,50. Aspetta che non so che cazzo sto ok. Senta, lei è un po' scorbutico come cassiere, eh? Grazie, mi fa piacere. Cos'è? Vai via, è già finito il turno di lavoro? Stacchi la cassa? Sì. Ok. Questo cos'è? Ex tonno. Ah, roba per i gatti questa. E chiaramente un banco frigo, freezer. Sì. Burger di lenticchie, burger valsoia, 5 cereali, basilico surgelato, €1 e 0,8 misero. Quando si stava bene. Adesso cosa sarà €2? Può essere. Vabbè, qua è tutto uguale. Ci sono tutte corsie. I cuori. C'è una signora là che sta pulendo i vetri. C'è una signora lì fuori in casa che sta pulendo i vetri. Buongiorno signora. Non ho capito. Andiamo, va, che non abbiamo soldi. Devo fare la spesa. Andiamo, cretina.
Ora 2023. Mi comprano solo molto per l'ultimo. Per sto di lavoro. Sì. Sì. Se non ci lavoro. Esatto. Che puzza. Perché qua non ho pulito del tutto. Qua è dove siamo entrati prima praticamente. Sì. Perché qua arrivava probabilmente con il campo, con il furgone, insomma, a scaricare. Hai visto qua? La idropulitrice. Vedi che c'è il coso? Sì. Che serve per pulire tutte le celle. Sì, ma anche perché qua la macelleria c'è tipo una italiana, Sì, sì, è tutto lavabile. Andiamo a vedere il pane. Sì. Alla gastronomia serviamo il numero 69. Cammina, va. Era assurdo che ci sia il profumo di luci qua dentro. Sì, Da brioche, tipo. ormai è intriso. Ci siamo molto. Sì, già magari c'era. Tutto computer. No, secondo me sai che guarda, qua dentro tipo arrivava la gente quando avevo fatto la tessera, Sì, di sì. Vedi che c'è tipo No, vieni di qua, vieni di qua. Oppure il bambino Matteo si è perso, Vaffanculo. attende i genitori. Direzione. Questa è la direzione. Non so. C'è un carretto. Ah, sì, sono gli uffici perché poi. Cioè, di là c'è l'uscita. Cioè, c'è l'ingresso da fuori. Fai schifo comunque, te lo dico. Fai schifo. Fa schifo. Allora, finisce questa prima esplorazione di oggi perché in realtà abbiamo Se riusciamo. sì altri Due. due posti, adesso finita questa, però anche presto, io sono dovremmo riuscire a vedere un altro. Comunque intanto abbiamo visto questo, sono contenta, non c'era niente, lo sapevamo, però Adesso dai banchi frigo. sì, no, è stato carino. Prima volta vedo un supermercato Sì, io non ho mai visto il retro di un supermercato, la parte che è destinata agli addetti ai lavori, quindi anche se non in funzione l'ho vista. E basta, adesso dobbiamo andare all'altro posto, quindi intanto questo video finisce qui. E poi in caso ci sarà anche il secondo. Se vi è piaciuto il video, come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci perché c'è anche lui sui social, scatto per scatto, La campanella. attivate la campanella perché arrivano i video, ne ho tanti in uscita quindi arrivano e basta, ci vediamo alla prossima, ciao.
Dateci dei soldi che siamo poveri.